Capitolo numero 22. Come cominciò la mia avventura per mare. L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Gli ammutinati non si fecero più vivi, né dal bosco arrivò più nessuno sparo. Avevano avuto la loro razione quotidiana, come disse il capitano. Adesso il posto era tutto nostro e avevamo tempo a sufficienza per curare i feriti e prepararci un pranzo. Nonostante il rischio, il cavaliere ed io cucinammo di fuori. E pur rimanendo all'esterno, a malapena ci rendevamo conto di quello che stavamo facendo, tanto erano orribili le grida dei pazienti del dottore. Degli 8 uomini caduti durante l'azione, solo 3 respiravano ancora. Il pirata, che si era preso una pistolettata attraverso la feritoia, Hunter e il capitano Smollett. I primi 2 erano ormai già spacciati. L'ammutinato, infatti, morì sotto il bisturi del dottore e Hunter, nonostante i nostri sforzi, non riprese mai conoscenza. Tirò avanti per tutto il giorno, rantolando rumorosamente come il vecchio bucaniere della nostra locanda dopo il colpo apoplettico. Ma la botta gli aveva sfondato le costole e nel cadere si era fratturato il cranio. Così la notte successiva, senza una parola o un cenno, raggiunse il creatore. Per quanto riguarda il capitano, le sue ferite erano molto serie, ma non era in pericolo di vita. Nessun organo era stato leso in modo fatale. La pallottola di Anderson, era stato infatti Job a sparargli per primo, gli aveva fracassato la scapola, arrivando a toccargli il polmone, ma non in modo grave. La seconda gli aveva trapassato la gamba perforando i muscoli del polpaccio. Poteva star certo di guarire, disse il dottore, ma nel frattempo, e per diverse settimane ancora, non avrebbe dovuto né camminare né muovere il braccio, e se possibile neanche parlare. Il taglio occidentale che avevo sulle nocche non era che un morso di pulce. Il dottor Livesey mi fasciò la mano e, visto che c'era, mi dette anche una tiratina d'orecchi. Dopo mangiato, il cavaliere e il dottore stettero per qualche tempo conciliabolo con il capitano. Dopo che ebbero parlato a loro piacimento, poco dopo le 12, il dottore prese il cappello e le pistole, si allacciò un coltellaccio, si mise la carta in tasca e con un moschetto in spalla scavalcò la palizzata sul lato nord, per inoltrarsi con passo veloce tra gli alberi. Gray ed io eravamo seduti dalla parte opposta del capanno, in modo da non poter sentire cosa si dicessero i nostri capi. E Gray era così sbalordito da quella mossa che si dimenticò di rimettere la pipa in bocca, dopo essersela tolta. «Ma che fa? Per tutti i diavoli», disse. «È impazzito il dottor Livesey?» «Non credo», dissi io. «Quanto a quello, mi sa che è l'ultima persona a cui potrebbe capitare». «Va bene, compagno», disse Gray. «Forse non sarà un matto, ma se non lo è lui, sai che ti dico, allora lo sono io». «Mi sa», risposi, «che il dottore sa cosa sta facendo, e a meno che non mi sbagli di grosso, ora sta andando a trovare Ben Gunn». Più tardi risultò che non mi ero sbagliato. Nel frattempo, però, dato che l'afa dentro la casa si era fatta insopportabile e che il sole di mezzogiorno aveva roventato il piccolo spiazzo di sabbia all'interno della palizzata, cominciò a venirmi in testa un'altra idea, che invece era proprio sbagliata. Cominciai infatti ad invidiare il dottore, che se ne stava sotto l'ombra fresca del bosco, con intorno gli uccellini e il profumo dei pini, mentre io me ne stavo ad arrostire con i vestiti che rimanevano attaccati alla resina bollente. Con tutto quel sangue intorno e i cadaveri di quei poveretti, provavo per quel posto un disgusto più forte di qualsiasi paura. Per tutto il tempo che passai a lavare il capanno e poi a lavare i piatti del pranzo, il disgusto e l'invidia crebbero e crebbero fino a che, trovandomi a passare vicino a un sacco del pane, e dato che nessuno mi stava guardando, feci il primo passo verso la fuga e mi riempii di gallette entrambe le tasche della giacca. Lo ammetto, ero uno sciocco, e quella che mi stavo accingendo a compiere era senza dubbio la più grande delle sciocchezze. Tuttavia, ero deciso a farlo e con ogni possibile cautela. Se mi fosse caduto qualcosa, almeno per tutto il giorno seguente, quelle gallette mi avrebbero aiutato a non morire di fame. Ciò che feci subito dopo fu impossessarmi di 2 pistole e, poiché avevo già un corno per la polvere e delle pallottole, mi ritenne armato a sufficienza. Quanto al piano che avevo in mente, di per sé non era male. Intendevo tornare giù, lungo la striscia di sabbia che separava a est la rada dal mare aperto. Lì avrei trovato la roccia bianca che avevo notato la sera prima e mi sarei sincerato se Ben Gunn avesse nascosto la barca proprio lì. Una cosa questa, che ne sono ancora convinto, valeva la pena fare. Ma poiché ero sicuro che non mi avrebbero permesso di lasciare il recinto, l'unico modo era di svignarmela all'inglese e scivolare via di nascosto. E fu proprio il modo in cui volli attuare la mia idea a renderla da giusta che era sbagliata. Ma in fondo non era altro che un ragazzino e ormai mi ero messo in testa di farlo. Insomma, andò a finire che mi si presentò un'occasione d'oro.
Il cavaliere Gray erano occupati ad aiutare il capitano con le sue bende e la via era libera. Così me la diedi a gambe, scavalcando la palizzata, infilandomi nel fitto bosco. Prima che si accorgessero della mia assenza, ero lontano dai miei compagni. Mi avviai dritto verso la costa orientale dell'isola, poiché avevo deciso di percorrere la striscia di sabbia dal lato del mare, per evitare ogni possibilità di essere visto dalla rada. C'era ancora il sole e faceva caldo, ma era già pomeriggio inoltrato. Mentre seguivo a camminare tra i grandi alberi della foresta, potevo udire in lontananza davanti a me non solo il rombo incessante delle onde, ma anche uno stormire di foglie e un mulinio di fronde, da cui si capiva che la brezza marina spirava più forte del solito. Ben presto fui investito dalle folate d'aria fresca e, fatti pochi passi, uscii dalla macchia e vidi il mare, azzurro e soleggiato fino a perdita d'occhio, e le onde che si infrangevano sulla spiaggia lanciando spruzzi di schiuma. Intorno all'isola del tesoro non ho mai visto il mare calmo, anche se il sole splendeva alto e l'aria era immobile, senza vento, e la superficie della rada era liscia e azzurra, ugualmente i marosi si infrangevano lungo le coste esterne, mugghignando e tuonando, giorno e notte. E non credo che vi fosse un solo punto dell'isola dove non si udisse l'eco di quel boato. Camminai con grande piacere sulla battigia finché, pensando di trovarmi ormai abbastanza a sud, mi inoltrai nel fitto di alcuni cespugli, strisciando quatto quatto fino alla cresta della lingua di sabbia. Dietro di me il mare, davanti la rada. La brezza marina andava calando, quasi che la sua stessa insolita violenza l'avesse esaurita. Al suo posto, da sud e sud-ovest, si levò un leggero, instabile venticello, che sospingeva grandi banchi di nebbia, mentre la rada, sotto vento, rispetto all'isola dello scheletro, rimaneva immobile e plumbea, come quando vi eravamo entrati la prima volta. La spagnola si rifletteva per intero su quello specchio levigato dalla formaggetta alla linea di galleggiamento, con il Jolly Roger che penzolava dal picco. Sotto bordo era ormeggiata una delle lance, con Silver a poppa. Lui lo riconoscevo sempre, mentre un paio di uomini si sporgevano dalle murate a poppa della nave, e uno dei due aveva il berretto da notte rosso. Lo stesso furfante, dunque, che avevo visto poche ore prima a cavalcioni della palizzata. Mi sembrò che parlassero e ridessero, anche se da quella distanza, più di un miglio, naturalmente non potevo sentire quello che si dicevano. D'un tratto si udirono delle urla spaventose che non sembravano nemmeno di questo mondo. Dapprima ne fui atterrito, ma ben presto mi ricordai della voce di Capitan Flint, tanto che mi sembrò persino di distinguere il piumaggio variopinto dell'uccello, che se ne stava appollaiato sul polso del suo padrone. Poco dopo la lancia si scostò, dirigendosi verso riva, e l'uomo col berretto rosso e il suo compagno scesero sotto coperta attraverso il boccaporto della saletta. In quell'istante il sole tramontò dietro il cannocchiale e con la nebbia che si addensava rapidamente cominciò a far buio sul serio. Mi resi conto che se volevo trovare la barca entro quella notte non dovevo perdere tempo. La roccia bianca, ben visibile al di sopra della boscaglia, era distante ancora circa un ottavo di miglio lungo la striscia, e mi ci volle un po' per arrivarci, strisciando, a volte a quattro zampe, tra la vegetazione. Quando arrivai a toccare la sua superficie ruvida, era ormai quasi notte. Proprio sotto di essa vi era una minuscola conca coperta da un manto erboso e nascosta da alti bordi protetti da rovi fitti, che arrivavano fino al ginocchio. Al centro della valletta c'era una piccola tenda di pelli di capra, simile a quelle che usano gli zingari in Inghilterra. Mi infilai giù per la scarpata, alzai l'orlo della tenda e vidi la barca di Ben Gunn. Era la cosa più artigianale che avessi mai visto, una rozza struttura sbilenca di legno durissimo su cui era stato teso un rivestimento di pelle di capra con il pelo rivolto verso l'interno. Perfino per me era troppo piccola ed era difficile immaginare che potesse reggersi a galla con un adulto dentro. C'erano un banco, posto più in basso possibile, una specie di puntapiedi a prua e una doppia pagaia per vogare. All'epoca non avevo mai visto un coracle, quali li costruivano gli antichi britanni, ma da allora ne ho visti, e il modo migliore per descrivere la barca di Ben Gunn è di dire che era come il primo e peggior coracle che sia mai stato fatto. In ogni caso, però, del coracle possedeva il grande pregio di essere estremamente leggera e facile da trasportare. Ebbene, ora che avevo trovato la barca, direte voi, avrei dovuto averne abbastanza di andarmene in giro.
Nel frattempo, però, mi era venuta un'altra idea e me ne innamorai così tanto che credo l'avrei attuata anche in barba al capitano Smollett in persona. L'idea era di sgusciar fuori, protetto dalle tenebre, tagliare l'ormeggio dell'Hispagnola e lasciare che si andasse ad arenare dove meglio credeva. Mi ero fatto l'idea che gli ammutinati, dopo la batosta di quella mattina, non avessero desiderio più grande che quello di levare l'ancora e prendere il mare. Sarebbe stato bene, pensai, prevenire il loro desiderio. E poiché gli uomini di guardia erano stati lasciati senza una scialuppa, pensai che il lavoro potesse essere portato a termine senza eccessivi rischi. In attesa del buio, sedetti e consumai un sostanzioso pasto a base di gallette. La notte sembrava scelta tra 10.000 per il mio scopo. La nebbia aveva mai coperto il cielo. Quando gli ultimi raggi di luce si affievolirono e scomparvero, l'isola del tesoro fu avvolta dall'oscurità più assoluta. E quando finalmente mi caricai sulle spalle la piroga e riuscii, incespicando a tentoni, a uscire dall'avvallamento dove avevo consumato la mia cena, in tutta la rada non vi erano che 2 puntini visibili. Il primo era il grande falò a terra, intorno al quale i pirati sconfitti facevano bisboccia in mezzo alla palude. L'altro, poco più che un puntino luminoso nelle tenebre, indicava la posizione della nave alla fonda. Il calare della marea l'aveva fatto girare sull'ancora e la prua era ora rivolta verso di me. Le uniche luci a bordo erano quelle nella saletta e il puntino che vedevo non era che il riverbero nella nebbia dei raggi vivi che uscivano dalla finestra di poppa. Era ormai un bel po' che la marea andava calando e dovetti avanzare a fatica lungo un banco di sabbia acquetrinosa in cui affondai più volte fin sopra le caviglie, prima di giungere al limitare dell'acqua che si ritirava. Avanzai ancora di qualche passo, poi, con un po' di forza e destrezza, posai il mio coracle chiglia in giù sulla superficie dell'acqua.